Ciao amici di GD Ferro Team, questa sera ci troviamo a Vicenza nella nota discoteca Villa Bonin, dove tra qualche istante si terrà una selezione del concorso Miss Blue Mare. Restate con noi, proveremo ad ascoltare qualche Miss questa sera. Siamo in compagnia di Alessia Alberti, una delle organizzatrici della serata. Come la vedrai questa sera? Questa sera andrà molto bene sicuramente, ci saranno in gara 13 ragazze dove sfileranno con l'abito elegante, e l'abito casual e il costume. Poi ci saranno le premiazioni e scopriremo chi sarà Miss Villa Bonin 2020. Quante fasce ci saranno questa sera? Questa sera ci saranno 8 fasce. Grazie a tutti e ciao! Ciao! Siamo con Valentina Bella, organizzatrice della serata. Secondo te come andrà questa serata? Assolutamente bene, soprattutto perché Miss Blue Mare è un concorso nazionale estremamente strutturato con un'organizzazione fantastica e competente, sarà sicuramente all'altezza delle aspettative. Va bene, grazie mille e in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ci troviamo con l'ospite d'onore Massi e questa sera cosa ci canterai? Allora, questa sera canterò Big Blue, un nuovo brano uscito da poco, spero che vi piaccia e seguitemi sui canali social. Vi voglio presentare le mie due ragazze, bellissime ragazze, Chiara Trincanato, Ilenia De Sena, che faranno da ballerine. Seguitele sui social anche loro e mi raccomando, Siamo influencer. Bravissime, sono influencer, mi raccomando. Andate ad ascoltare Big Blue, mettete un mi piace e commentate pure che io rispondo. Ciao! Buonasera a tutti, buonasera Valentina, che piacere averti qua a fianco a noi questa sera. Ci sta, e grande applauso tutto dedicato a te, caro Valentina. Grazie, buonasera a tutti e buonasera anche a te Stefano. Grazie. E stasera sarà una gran bella serata, quindi buonasera anche a voi, splendido pubblico, perché siete veramente numerosi questa sera e sarete presenti e partecipi a questa che è l'8ª tappa di Miss Blue Mare, che in questo caso, in questa serata, sarà Miss Villa Bonin. Questa che vincerà la ragazza, la Miss che vincerà questa sera, andrà direttamente ad accedere alla finale regionale Veneto che si terrà il 27 a Sottomarina. Sarà in quell'occasione che verrà classificata la prima e forse l'unica del Veneto che accederà poi alla finale nazionale a bordo dell'MSC, dove troverà tutte le altre concorrenti delle altre regioni d'Italia che partecipano a questo concorso prestigioso e nazionale per aggiudicarsi poi il titolo finale che si svolgerà proprio durante la crociera a bordo della nave MSC. A questo proposito vorrei ringraziare i partner locali, quindi Villa Bonin per averci ospitato in questa bellissima location, MD Foto di Carollo Daniele Bizzotto Matteo, Miami Service di Luca Mattiello e l'artista della serata Massi con la sua hit dell'estate Big Blue. Io direi che possiamo presentare lo staff di Miss Blue Mare. Direi che lo staff è rigoroso e doveroso presentarlo, quindi vai pure tu Valentina a presentare la prima persona importantissima. Assolutamente, il nostro direttore commerciale di Miss Blue Mare, Luca Mattiello. E questo è tutto l'applauso per te, caro Luca, vieni qui con noi. Fianca di Valentina, che sicuramente avrà una piccola domandina per te. Assolutamente. Prima vorrei far entrare anche le nostre Alessie, quindi invito a venire Alessia Peron e Alessia Alberti. Un saluto per Alessia Peron, che è la coreografa. Alessia Alberti, chiaramente partner regionale. Allora Luca, ci racconti un po' di Miss Blue Mare, ci dici chi è Miss Blue Mare?
Allora, Miss Blue Mare è un concorso di bellezza nazionale, la cui finale si svolge sulla nave da crociera. Per cui ho già detto tutto. Beh, direi anche che ci sta l'invito a tutti i presenti per chi volesse partecipare poi e salire a bordo di questa nave e partecipare e vedere dal vivo poi anche l'elezione, la proclamazione della Miss Vincente 2020, che ricordo poi sarà nel 2021 questa crociera. Quando parte? Parte il 14 febbraio da Genova, toccheremo i porti di Civitavecchia, Palermo, poi faremo Malta, Barcellona, Marsiglia per tornare poi a Genova. Molto bene, ci vuoi dare qualche info per la finale regionale invece, quella che si terrà a Sottomarina? Domenica prossima Sottomarina sarà una giornata intensa, partiremo col pranzo all'1 e pomeriggio ci sarà uno shooting fotografico con le ragazze prima in centro poi nella spiaggia per poi arrivare alle 16:30 con la finalissima regionale, lì decreteremo la prima finalista nazionale. E quindi andrà a bordo della nostra MSC. Benissimo ragazzi, io direi di fare un forte applauso allo staff di Miss Blue Mare. E ci vediamo più tardi. Grazie Luca, grazie Alessia. Ancora un grande applauso per lo staff di Miss Blue Mare, Luca Mattiello, Alessia Peron e Alessia Alberti, che lavorano dietro le quinte e anche davanti a volte per realizzare questo sogno, questo concorso di bellezza che sta riscuotendo un successo veramente grande. Manca un pezzettino, diciamo, determinante per la serata, ovvero la giuria. Quindi facciamo accomodare per primo il presidente di giuria Andrea Franco di Comec. Sponsor nazionale di Miss Blue Mare, è un'azienda certificata che opera nel settore dello staffaggio appreso. Segue Nives dalla Ponza, ideatrice di Niti per la bellezza, e rappresenta la categoria degli art stylist e make-up artist, titolare del salone della conciatura e l'estetica a Vicenza. Vediamo adesso Filippo Amadio per Keiro Lab. Titolare dell'ingrosso specializzato nel commercio di prodotti per la cosmesi di capelli e corpo, sia per i professionisti che per il pubblico. Segue Vera per i fiori di Vera, vieni a Corti, anche tu prendi posizione da passerelle per te. Il trofeo si trova a Vicenza ed è specializzato in eventi e matrimoni. Ringrazio Vera inoltre per appoggiarci ogni tappa e per gli omaggi floreali che sempre fornisce le nostre ragazze e gli ospiti. Grazie Vera. Vediamo ora Stefania Volpato. Insegna che la bellezza nasce dentro di noi. Se ti senti bene, il tuo corpo lo racconta. Prende la posizione Ivo con noi, vieni, fatti riconoscere, che è istruttore e guida ambientale sull'acqua, gruppo CSV. Quando accompagniamo sempre l'applauso, una cosa molto gradita e fa ambiente ed è importante che ci sia, quindi non esitate, quando avete l'input applaudite sempre. E ora vediamo l'ultima giurata, Barbara. Barbara ha vinto numerosissimi concorsi di bellezza e farà parte del prossimo concorso Lady Blue Mare. Un applauso. E ora che abbiamo la nostra giuria bella schierata, pronta a dare la loro valutazione alle Miss, chiaramente è ora quasi di chiamare ad entrare quello che tutti voi state aspettando.
la valutazione della prima prova tecnica a cui sono state chiamate le ragazze per prima sarà il viso, quindi anche voi del pubblico chiaramente date un'occhiata, fatevi una vostra opinione, una vostra idea e chiaramente mi raccomando l'applauso per ognuna di loro, che chiaramente non sembra, ma sfidare di fronte a comunque a un pubblico è sempre emozionante, è sempre un momento particolare. La passerella è stata curata da Betty Oliviero, che dopo aver lavorato come responsabile in diversi punti vendita dei più importanti brand italiani, nel 2005 ha deciso di aprire il negozio di Betty nel cuore di Vicenza, in Contrada San Marco, quindi andatela a trovare il negozio e Betty stessa merita. Benissimo, io direi Stefano che ci spostiamo un pochino e lasciamo questo bellissimo palco, Lasciamo tutto a loro. alle nostre concorrenti di Miss Blu Mare. Prego ragazze! Che vedremo sfilare è Martina Perin. Vediamo Martina cosa fa nella vita. Buonasera a tutti, mi chiamo Martina Perin e nella vita frequento una scuola professionale di agricoltura. L'unico numero 2, Carlotta Gallegaro. Della domattina, cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, io sono Carlotta, ho 17 anni e nella vita studio servizi commerciali. Abbiamo la concorrente numero 3, Irene Fagion. A Irene chiediamo cosa fa nella vita. Buonasera a tutti, sono Irene Fagion e frequento il liceo linguistico. Seguire con il numero 4, Elena Campagnolo. Anche per te che veramente la domanda di diritto, cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, sono Elena Campagnolo e ho 17 anni, nella vita studio moda. Vediamo ora la concorrente numero 5, Serena Guzzonato. Serena, il microfono.
siamo curiosissimi, chiediamo anche lei cosa fai nella vita. Buonasera a tutti, sono Greta e studio estetica. Andiamo a sfidare la concorrente numero 7, Diletta Marangoni. Cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, sono Diletta Marangoni, nella vita sono studiosa. Numero 8 di passerella Irene Cappelletti. Siamo tutti curiosi di sapere cosa fai nella vita. Buonasera a tutti, sono Irene Cappelletti e nella vita sono una studentessa e frequento l'interno musicale. Ora spiegare la concorrente numero 9, Nicole Reato. Nicole, chiediamo cosa fa nella vita. Buonasera a tutti, sono Nicole Reato e nella vita sono una studentessa dell'Istituto di Salute Sanitaria. Numero 10 Diletta Tosetto. Si racconta la nostra Diletta cosa fa nella vita. Buonasera a tutti, mi chiamo Diletta Tosetto e ho 18 anni. Nella vita studio architettura e liceo artistico. Abbiamo ora la concorrente numero 11, Maila Rassetti. A te Maila chiediamo cosa fai nella vita. Buonasera a tutti, sono Maila, ho 17 anni e nella vita studio design architettonico. Con il numero 12 Alessia Saviane. Quindi anche per te la domanda di rito, cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, sono Alessia Saviane e nella vita frequento un istituto tecnico per l'indirizzo turistico. Adesso vediamo l'ultima concorrente, Martina Marcella, numero 13. Anche a te cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, sono Martina, 22 anni, nella vita sono impiegata amministrativa.
quindi la prima prova è andata, spero che voi della giuria avete già fatto un occhio, tutto funziona, sì, benissimo. In realtà credo che sia un lavoro durissimo perché le ragazze sono veramente bellissime. Bellissime e preparatissime inoltre, perché sanno già sfilare, sanno camminare, hanno già un bel portamento e nonostante l'emozione di caricare una passerella di un concorso importante chiaramente come questo di Miss Plumare lo affrontano veramente con coraggio e professionalità. C'è anche da dire che avevano degli abiti meravigliosi. Io direi, Stefano, che c'è un doveroso ringraziamento da fare ai nostri partner nazionali che permettono tutto questo. Il best partner, e l'abbiamo conosciuto prima, è l'azienda Pomec di Andrea Franco. A seguire MSC Crociere, Wake Up, Maria Rielpo Gioielli, il dottor Giorgio Piccioli, fisioterapista delle Miss, l'ateliente Anna Biagi, Eurona Wawetec, Ilaria Melli Gioielli e Te Chiaro Muccio. Farei un grande applauso. Sì, veramente deve essere un bel applauso perché gli sponsor sono quelli che poi danno la linfa chiaramente per poter andare avanti con questo concorso, con i concorsi in generale o con le altre attività. Assolutamente. Non possiamo poi dimenticare i media partner, quindi Moda Glamour Italia e l'organizzazione nazionale, quindi Studio Immagine e Facciamama Viaggi e Vacanze. Io direi che siamo pronti per la seconda uscita delle nostre concorrenti in costume da bagno, però questa volta di loro proprietà. Giuria, il compito qui sarà molto difficile perché la valutazione sarà rivolta al fisico. Vediamo la prima concorrente.
chiaramente cambiare d'abito delle nostre ragazze. Prego, o prima che lo faccia. No, prego ragazze. L'applauso però, mi raccomando il pubblico. È la numero 3, Irene Bagion. Prima classificata Miss Cucciature Stefani sarà premiata da Stefani. Partner ufficiale Eurona. La numero 13 Martina Marcella. Ora vediamo la sesta classificata, Miss Naturopatia e Benessere, premiata da Stefania Volpato, atelier di Anna Biaggi. La sesta classificata è la numero 2, Carlotta Carecaro. Parrucchieri, padrone ufficiale dottor Giorgio Piccioli, numero 1 Martina Perini. Diletta Tosetto.
classificata Miss il negozio di Betty, partner ufficiale Riccardo. Veramente a premiare sarà Betty. Il numero 8, Irene Capelletti. La seconda classificata, Cairo Lab, partner ufficiale RSC Crociere, dieta da Filippo Amadio. Numero 7, Diletta Marangoni. Ci siamo nella fase veramente conclusiva, quindi scopriremo tra pochissimi istanti chi sarà la vincitrice di Miss Villa Bonin, che accederà direttamente alla finale regionale Veneto di Miss Blumare. Ufficiale Fomec, quindi chiamiamo qui con noi Andrea Franco e Fabio Facchini, la prima classificata.